Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Che gli dà quello rosso azzurro, quello rosso azzurro. Una squadra, il Catania. Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV? E come promesso, eccoci qua, siamo ritornati, nuova puntata Sotto il cielo rosso azzurro, venerdì 14 novembre. Noi siamo rigorosamente live, pronti con il nostro appuntamento dei 60 minuti, appunto, dedicato a Sotto il cielo rosso azzurro. Buon pomeriggio a Piero Borzi e Ferdinando Toro. Buonasera Mary, buonasera Piero e buonasera a tutti i radioascoltatori, tutti quelli che ci seguono tramite social. Benvenuti a questa vigilia di gara che vedrà il Catania ospite del Casarano. Siamo carichi? Sì, siamo carichi sicuramente. Il Catania arriva da prima della classe, giocherà in anticipo rispetto, diciamo, alle altre concorrenti, rispettivamente Salernitana e Benevento, e vediamo se il Catania riuscirà Sì, Piero, infatti, come diceva anche durante un'intervista a Toscano, dice il problema non è arrivare primi in classifica, ma è mantenersi primi in classifica, no? Avere quella continuità che oggi forse viene chiamata ancora in causa, forse più rispetto magari alle altre settimane, no? Adesso sei primo, devi dimostrare che quel primato in classifica non ce l'hai solo per demerito degli altri, ma ce l'hai per un merito tuo. Ma il Catania, lo sappiamo, arriva da risultati importanti, 4 vittorie consecutive, un pareggio, poi di nuovo la vittoria in casa. Diciamo, il Catania sta dimostrando realmente di volerci stare lì, no? Nella parte alta della classifica. Sicuramente, voglio dire, incontreremo altre squadre, troveremo le nostre difficoltà, però la continuità sicuramente è la strada giusta per poter arrivare a fine campionato. Mettono in Piero Chiricò in questo momento è primo in testa per quanto riguarda i capicannonieri, no? Segna quasi ogni settimana. Il Casarano l'abbiamo visto alla fine, anche se a volte segna un gol più degli altri, comunque ne segna, voglio dire, qualcuno sempre lo segna, poi gli altri ne segnano uno più di loro, motivo per cui viene da diciamo nelle ultime 5 partite un pareggio solo e 4 sconfitte. Si parla comunque quasi di crisi per il Casarano, no? Arrivare lì da prima in classifica, mettiamo sempre in considerazione di non sottovalutare comunque l'avversario.
potrebbero essere. Io credo. Ma Piero, dico, ora poi andiamo a dare un'occhiata un po' su quelle che saranno le formazioni, ma prima di guardare le formazioni ti vorrei chiedere tu cosa ne pensi, no? Rispetto magari alla formazione tipo che noi conosciamo con Forte comunque di sempre lì, poi diciamo quel cambio preferire magari Caturano 45 minuti e poi l'altra metà diciamo la staffetta con Forte. Tu pensi che stavolta inizierà con Forte, magari metterà D'Ausilio che comunque gli ha dato garanzie durante la partita con l'Altamura, o pensi che magari alla fine si ritorna a quella classica formazione che abbiamo visto per 4-5 partite uguali, o pensi che qualche cosa la cambierà? Qual è il tuo pensiero su Mi vorrei fermare un attimo e distogliermi un pochettino dall'argomento. Vorrei chiedere a Mary se magari andiamo a leggere qualche messaggio, vediamo se qualcuno ci sta seguendo, se magari qualcuno Sì, adesso leggiamo seguendo tutto. magari il discorso vuole dire la sua. Io vi ricordo appunto che potete vai, fare tranquillo. tranquillamente, mandare messaggi, scrivere su TikTok su quello che voi ne pensate sul discorso della formazione o meno, insomma, Allora, diteci la vostra, noi accettiamo qualsiasi tipo di commento. Per quanto concerne la formazione, no, più che altro si stanno iniziando a pronosticare. No, questo è sempre nell'ultima parte, ancora ragazzi. È presto, ragazzi, è l'ultimo quarto d'ora. Quello è l'ultimo quarto d'ora. Quindi c'è Peppe, aspetta che ti avevo chiuso, ok, adesso ci sei. Allora discutiamo della partita. Esatto, quasi tutti comunque sì hanno scritto questo, quindi aspettiamo un attimino l'argomento principale che è quello che stiamo affrontando, poi dopo nel secondo momento nell'ultimo momento andremo a dedicarci ai pronostici, ecco, diciamo così. Quindi non lo so, se volete ci fermiamo in pausa, anche perché so che abbiamo delle telefonate, sì, le facciamo tra un pochino, così magari lo andiamo in pausa. Si va a bere un pochino di acqua. Aspettate che ritorno a me. Nel frattempo voglio anche invitare tutti i nostri belli di Bella, qualora volessero, a poterci anche inviare un messaggino, perché come sapete abbiamo anche la nostra WhatsApperia, l'SMS per i WhatsApp, che appunto è il 388 8292 885. Quindi potete scriverci anche lì qualora non potete scriverci su TikTok. Ritorniamo tra pochissimo. Su Bella Radio TV. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso-azzurro. Sotto il cielo rosso-azzurro. Un amore con la C maiuscola. Noi siamo ritornati dopo questa breve pausa, ritorniamo in sede. Io vado subito a dare la linea a Piero e Ferdinando, anche perché abbiamo una telefonata importante, ragazzi. Sì, ok? sì. Quindi apro la telefonata, fate tutto voi. Ok, dico buonasera. Pronto? Salve, buonasera a tutti. Buonasera, diamo il benvenuto a un uomo che i suoi gol l'ha fatti vedere anche a Tonga, no? Come direbbe un grande telecronista. Diamo il benvenuto a Sotto il cielo rosso azzurro a Peppe Mascara. Peppe, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Io sono Ferdinando, insieme a me c'è Piero. Ciao Peppe. E lascio a lui la parola per la prima domanda. Peppe, ciao, buonasera, grazie di aver partecipato al nostro programma. Peppe, dall'alto della tua esperienza, quest'anno come vedi questo Catania, se è l'annata giusta, tu che hai vissuto una promozione che ancora ce l'abbiamo sotto gli occhi, oltre a tutto quello che hai fatto tu a Catania, e se c'è un confronto con quella squadra, con quel gruppo di uomini che eravate voi quando siamo andati in Serie A. Mi sentite? Sì.
Allora, prima cosa, io dall'inizio dell'anno che dico che secondo me il Catania è la squadra più attrezzata, perché il Catania rispetto agli altri anni non ha più 12-13 calciatori, ma una rosa di 20 calciatori importanti. Questa è la cosa principale. Poi per quanto riguarda il gruppo non posso fare paragoni perché non vivo il giornaliero del gruppo, però ti assicuro, perché ho visto con i miei occhi, è capitato a volte, molto spesso, i ragazzi stare tutti insieme sia a pranzo che a cena, e questa è una cosa più che positiva. Quando riesci a tenere questo, vuol dire che dentro lo spogliatoio c'è sana competitività tra di loro, c'è gente che si vuole bene, lavorano tutto per lo stesso obiettivo. Quindi questa è una cosa molto molto importante e molto valida nel non tenere diciamo una cosa buttata lì, perché quando fai gruppo le partite le vinci da solo. Peppe, ti volevo dire un'altra cosa. Tu Salernitana e Benevento credo che hai avuto modo di vederli. Possono reggere l'urto del Catania fino alla fine? Ma guarda, io penso che la Salernitana sappiamo quello che ha subito l'anno scorso e ci proverà in tutti i modi. Se c'è da fare qualcosa sul mercato di riparazione lo farà. Il Benevento sappiamo la storia e conosciamo le doti del presidente. Negli ultimi 4-5 anni ha speso una fortuna per riuscire a portare il Benevento in Serie B. Secondo me chi riuscirà a mettere i tasselli giusti al posto giusto in questo mercato di riparazione per non farsi prendere o fare scappare quelle che stanno lì davanti, alla fine avrà vantaggio. C'è anche da dire che il campionato è ancora lungo e hai bisogno di tutti. Un'altra cosa che mi permetto di dire: dispiace a volte leggere dei commenti o delle critiche verso la squadra, verso il mister, perché innanzitutto le partite iniziano tutte 0-0. Non è detto che ogni domenica è scontato vincere, ma il Catania sappiamo che è costruito per vincere, ma dall'altra parte ci sono anche 11 uomini, 11 calciatori che vendono la pelle cala per portare dei punti importanti a casa, o per vincere il campionato o per non retrocedere. Vai Ferdinando. Peppe, io invece volevo farti un'altra domanda. Più che altro parlare del Catania è un aspetto che calcistico, proprio dico generale, no? Tu oggi che sei anche un mister, e tu forse sei stato uno di quegli ultimi giocatori che comunque aveva la pazienza, nel senso che tu comunque per fare certi gol hai avuto anche il coraggio, no? Di provarci. Li vedi oggi giocatori quasi tutti soldatini? Ma questo è dettato, ma non parte da adesso, ma parte dal basso, cioè dalle scuole calcio, dagli istruttori, perché oggi vogliono purtroppo tutti copiare tutto questo bel calcio, dove l'allenatore deve avere il joystick, dove l'allenatore deve incidere, ma l'allenatore incide dentro lo spogliatoio, non fuori lo spogliatoio, dentro il campo, perché dentro il campo le scelte le fanno i giocatori e non l'allenatore. L'allenatore è un indicatore di come cercare di non farsi mettere in difficoltà la propria squadra e come mettere in difficoltà la squadra avversaria. Poi la scelta va lasciata libera al giocatore. Scusa, te lo chiedo Peppe, sai perché? Perché appunto certe volte vedo in campo, ma non dico solo nel Catania ma in generale, giocatori che comunque a volte hanno dei colpi che magari, che ne so, tipo potrebbero cambiare le partite, a volte non lo fanno proprio per paura che magari i loro allenatori e poi li mettono in punizione per certi versi, no? Esempio lampante, vai a vedere i tiri da fuori area che ci sono nei principali campionati italiani A, B e C, e questo già è una cosa che è a saputa di tutti, che è il campionato dove si tira meno da fuori area, non si rischia più la giocata, riesci sempre a non fare l'1 contro 1, perché questo fatto di avere lo smarcamento, avere il posizionamento
è un vantaggio perché, come dicevate voi, sa giocare a calcio, sa dribblare, a volte questo rende anche antipatico il giocatore che tutto questo sa fare. Peppe, io rivedo in Cicerelli quell'uomo che potrebbe fare la differenza, in alcune partite li fa, però magari ha trovato il coraggio con il calcio di punizione di Salerno, però come hai detto tu, tiri di fuori area sono pochissimi, cioè non si chiamano tutti Peppe Mascara, ancora tu hai un conto sospeso con Julio Cesar. Perdona, non è corretto fare questi paragoni perché Cicerelli per me è un bravissimo calciatore, è uno che sa il fatto suo, non è giusto fare i paragoni perché stiamo parlando di cose diverse, di un pensiero diverso, di un modo di rapportarsi diretto, un modo di allenarsi diverso. Io, per dirti, uno che me ne fregava se la gente mi fischiava, se avevo fatto un tiro la palla andava in tribuna, in curva, non è questo il problema. Giocare a Catania non è facile. Io ho sempre detto e sostengo che Catania, quando entri lì dentro, è un'arena molto importante, perché Catania non è un tifoso occasionale, la squadra va bene e si va allo stadio. No, il Catania è un tifoso che va da decenni, trasportato da papà, dai nonni, dai bisnonni. Quindi diciamo che il Catania è difficile che trovi il tifoso occasionale che va a vedere il Catania, perché il Catania è primo. Purtroppo il tifoso catanese di calcio ne capisce e ne sa. E infatti poi i calciatori che entrano nella storia come te ce ne sono, e entrano nella storia perché tu sei entrato nella storia del Catania con tutto quello che hai fatto per il Catania e rimarrai nella storia, quindi scrivere la storia a Catania è tanta roba e non è da tutti. Ma noi abbiamo fatto quello che c'era chiesto, era il nostro lavoro. Poi, conoscendo l'ambiente di Catania, avere una società forte, tutti si remava dalla stessa parte, mai interessi diversi a qual era quello che sarebbe fissato all'inizio dell'anno. Non è che adesso non ci sia, perché secondo me la società è una società forte, lo ha dimostrato nei primi 3 anni. Non è facile vincere il campionato e cercare di costruire per andare in Serie B. È ritornato a riprendere con mentalità, secondo me, molto 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 forte, a dare una casa e un'identità al calcio Catania. Quindi le cose per bene loro li vogliono fare, perché c'è gente lì dentro che ha fatto calcio e sa come funzionano le cose, però non bisogna abbattersi per un pareggio, per una sconfitta, puntare subito dire ci vuole questo giocatore, non ci vuole. Secondo me hanno fatto una grande squadra costruita da calciatori importanti. Uomini non lo posso dire perché non li conosco personalmente, però se sono prima viene l'uomo e poi viene il calciatore, vuol dire che anche come uomini sono capaci. Peppe, io da parte mia ti ringrazio per la tua partecipazione, è stato un onore, un piacere interagire con te, e ti auguro un in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera. Però ti volevo fare una domanda: ma che fattezza hai avuto con lo scavetto Julio Cesar? Non ho capito, perdono. Lo scavetto che hai fatto a Julio Cesar. Ma io, guarda, non è una cosa come loro i portieri guardano gli attaccanti come calciano, tutte queste statistiche. Io avevo il vizio del mio lavoro, quindi lo facevo quasi alla perfezione. Quando ci riuscivo vedevo i filmati di Julio Cesar. Poi una giornata che pioveva, lui era sempre un portiere che anticipava la giocata dell'attaccante, quindi secondo me da uno come me non se lo sarebbe aspettato mai che potessi fargli lo scavare. Peppe, io ti volevo fare, appunto, ricollegandomi a questa domanda che ti ha fatto Piero. Io mi auguro di ricordare bene che tu quel giorno era Catania-Inter 3-1, tu dopo il gol col cucchiaio Julio Cesar, se non mi ricordo, sei arrivato sotto curva nord indicando col dito indice nella testa, facendo capire sono un pazzo, no? Se non mi ricordo male, era stata questa la tua esultanza. Sì. Dico, quanta pazzia ci vuole a fare questo e tutto quello che hai fatto, perché tu rimarrai
comunque rimarrai veramente nella mente anche di giocatori avversari. Quel gol a Palermo, mi ricordo, hanno applaudito anche i giocatori del Palermo, e non è facile una cosa del genere. Quanta pazzia ci vuole? Ma guarda, non voglio meriti, ma io questa cosa di follia l'ho sempre avuto, se no lo so. quei colpi non... Ma io l'ho sempre detto, Peppe, tu sei l'ultimo folle dei giocatori, Un folletto. perché dopo di te non ne ho più visti che hanno fatto queste cose così. La follia era determinata dalla, tra virgolette, dalla strafortenza, a non pensare quello che poteva dire la gente o puntarti il dito contro. Io sono sempre stato abituato in questa maniera, perché penso e ne sono convinto, quando la gente vede che sudi la maglia, corri per 90 minuti, sei partecipe, vuoi bene la città, ti confronti con la città, capisce che a volte un po' di menefreghismo non fa male. Infatti poi Giulio Cesare a San Siro ha trovato l'altro golletto. No, ma una cosa che volevo dire a Peppe è che lui veramente era stato uno degli ultimi giocatori che ha avuto quella cosa che a me piace tanto, no? Che ormai non si vede più, essere giocatori quasi da strada, no? Essere proprio quei giocatori che alla fine hanno quel qualcosa in più rispetto, perché quello che hai fatto tu non si vede in nessuna scuola calcio, gli allenatori non ti dicono di farlo, questa è pura follia, ma follia genuina, è quella che poi veramente ti fa rimanere nella storia, e non solo catanese, ma io penso in generale, proprio a livello, per non dire mondiale, europeo sicuro. No, ma siamo sempre là, il discorso dobbiamo cambiare, forse noi allenatori ci dobbiamo togliere dalla testa questa metodologia dell'11, diciamo, degli 11 collaborativi, avere come in ogni squadra c'era nel passato quei 2-3 di classe che poi alla fine ti facevano vincere le partite in un momento all'altro senza che te ne accorgevi. Dobbiamo giovarci questa macchina di essere robotizzati i ragazzi e lasciarli liberi per le proprie caratteristiche che mettono a disposizione. Ok. Ti lasciamo nel tuo lavoro, grazie di tutto. Grazie Peppe, a voi. in bocca al lupo. Grazie di tutto, Peppe, in bocca al lupo per la tua carriera da allenatore. Grazie. Di risentirci magari per festeggiare la promozione. Volete. Grazie, ciao Peppe, grazie. Buona serata a tutti, arrivederci. Ciao Peppe. Ciao. E allora? Bellissima telefonata, ragazzi, veramente, no? Mi sono bella, emozionato, bella. Trucco, Mi ricordo nessun trucco allo stadio, nessun trucco, solo mascara. No, è poi stata... parlando con lui, appunto, nella mia testa avevo una sorta di remake di tutti i suoi gol. Ho avuto veramente Io mi ricordo, ho rivisto. all'epoca non c'era TikTok, non c'era niente, c'era solo Facebook, e quando il Catania segnava ed era lui, c'era proprio tutto Facebook, non me lo dimenticherò mai, intasato di nessun trucco, solo mascara. Cioè sta cosa era una cosa assurda. Il gol a Udine, quella a Firenze, ma ne abbiamo visti tanti di Peppe anche in Serie B. Veramente Peppe Mascara è stato, secondo me, uno dei giocatori che veramente rimane nella memoria di tutti, perché come ha detto lui. no, ma al di là del discorso che sudava la maglia, perché questo è imprescindibile, lui la maglia la sentiva proprio cucita addosso. Allora io faccio una domanda. Era veramente un gran giocatore. Visto che stiamo parlando di questo, voglio farvi una domanda. Sì, Sandra c'era, perché mi ricordo proprio questo dettaglio di Facebook intasato di Mascara. La mia domanda è: rimpiangete i giocatori di un tempo rispetto a quelli di oggi? Questa domanda ve la faccio io. E allora io ti dico la mia. Il discorso è che comunque il calcio è cambiato. Partiamo da questo presupposto. Infatti la domanda che faceva Peppe era proprio questa, no? Sul discorso che appunto oggi la maggior parte dei giocatori sono soldatini. Se non fanno quello che dice l'allenatore, quasi spesse volte vengono anche messi fuori, no? A volte l'errore un giocatore lo paga. Magari una volta un giocatore l'errore cercava di far capire dove stava l'errore, ma era comunque
sempre un patrimonio della squadra. Qualsiasi giocatore, anche veramente il più scarso in rosa, veniva sempre tutelato. Oggi si tenta più a punire i giocatori spesse volte, e questa non è una cosa che mi piace, perché comunque al di là di tutto sono uomini tutti quanti, possono sbagliare tutti quanti, e vuol dire sbagliare è umano, sai, perseverare poi è diabolico, esatto. Però quello che voglio dire io è questo, che a volte vorrei vedere più giocatori che si divertono a giocare a calcio e far divertire chi li guarda, perché vedi, oggi c'è anche troppa paura di perdere. A volte, quando si perde, a volte l'errore viene dato solo singolarmente ad un giocatore, a un episodio, ma non è così. Quando si perde tutti insieme, quando si vince tutti insieme. Questo è il mio pensiero. Ma io su questo mi riallaccio, magari lo sai, nelle nostre categorie ci può stare questo discorso tuo. Magari ancora in Serie A qualche calciatore che ha un pizzico di follia c'è, vedi Leao, Nico Paz, ancora ci sarà, però la maggior parte sono robotizzati, come dici tu. Poi nelle nostre categorie purtroppo si va più al concreto, bisogna vincere, bisogna giocare per i 3 punti, e magari la tecnica a volte viene messa di lato, e qualche giocatore, vedi Cicerelli, e magari viene costretto a fare qualche lavoro differente, anche se lui nelle corde ha il pizzico di follia, l'abbiamo visto nel calcio di punizione con la Salernitana, magari perché deve giocare più per la squadra e non è lasciato libero per fare qualcosina in più, capito? Sì, no, ma ti ripeto, questo è un discorso che potremmo parlare da qui a domani, non è facile oggi cambiarlo, però dico, va bene, questo è il calcio di oggi, ce lo teniamo, rimaniamo comunque appassionati sempre a questo gioco, anche se comunque rispetto agli anni passati è cambiato tantissimo. E allora io vi blocco, sì, perché ci dobbiamo fermare per un istante. Andiamo con la pausa pubblicitaria e poi ritorniamo. Ok. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vita. Ritornati per l'ultima parte, ancora un buon pomeriggio a tutti. Allora, io direi, perché qua già stanno dando i numeri tutti quanti, ve lo dico. Vabbè, tu devi rimanere connessi e dopo li ripetono. Li ripetono, va bene. Qua ci sono numeri per tutti i gusti e tutti i sapori, ne abbiamo, va ve lo bene. dico. E io invece direi di andare a leggere il prossimo turno, poi andiamo con le formazioni e poi chiacchieriamo un pochettino su quello che è il nostro pensiero sul Casarano. Va bene, allora prepariamoci subito, iniziamo con le partite che ci saranno domani. Quindi sabato 15 novembre abbiamo Picerno-Siracusa alle 14.30, Casarano-Catania alle 14.30, Crotone-Sorrento, Latina-Cosenza, tutte partite alle 14.30. Domenica invece Benevento-Monopoli, Giuliano-Cerignola, Potenza-Trapani, Altamura-Salernitana, per poi giungere a lunedì 17 Foggia Cavese e mercoledì invece 3 dicembre Casertana Atalanta. Queste sono le partite della 14ª giornata. Ditemi un pochino, ragazzi. Allora io, se ti posso dire la mia domanda, e poi voglio girare anche a Piero, vedendo quello che sono gli incontri di domani, a parte quella del Catania, una partita da tenere sott'occhio, qual è? Io direi Latina Cosenza, che Cosenza è lì dietro di noi, dove
aumentare la velocità. Avanti su questa situazione, anche perché il Ma Piero, li ha anche rincassati. Sappiamo benissimo che il Benevento ha un settore giovanile incredibile, ha fatto esordire molti giovani, anche se quest'anno il Picerno è un po' più avanti su quello che è il discorso giovanile. Ma comunque, tralasciando questo discorso, anche se a Benevento per esempio c'era per Vincieri che era un elemento, ma magari quest'anno in una piazza come Crotone non si è espresso per le qualità e per la prospettiva che aveva come calciatore. Vabbè, quello è normale, voglio dire, ogni piazza Benevento farà accoglie qualche colpettino in attacco, perché si parlava appunto di Lescano è l'oggetto del desiderio di Serenità nel Benevento. Ma ancora io penso che sia presto per parlare di mercato, anche se già ci stanno lavorando, però le certezze magari arriveranno in fase di apertura di mercato. Piero, io direi di andare a leggere un po' le formazioni. Guarda, il Caserano gioca con un 3-5-2 e ultimamente, come abbiamo detto prima, la difesa ha preso un anche se ti ricordo. Piero, ti posso fare una domanda? Appunto, ti aspettavi un'esploita Chirico quest'anno così? Cioè, alla fine al momento è capocannoniere, anche se la sua squadra comunque è a metà classifica, ha avuto alti e bassi. Comunque alla fine penso che il Caserano questo proverà comunque a cercare la quota salvezza prima possibile. Magari alla fine non credo che tenterà di fare i playoff, sicuramente non arriverà nelle prime 5, questo è sicuro. Ma guarda, il presidente Filograna credo che dopo tanti anni che sono ritornati tra i professionisti cercherà con tutte le forze di mantenere la categoria. Quello sicuro. Mister d'occhio, perché è sempre un giocatore che fa la differenza quando lavora. Lo so, e comunque lo sappiamo, è molto veloce. Forse io lo vedrei più giocare ancora nella Kings League, però sta dimostrando che anche in Lega Pro dà i suoi risultati. Noi abbiamo una difesa che i numeri parlano, quindi credo che sia Di Gennaro, Pieraccini, Celli, perché io credo che la formazione del Catania rimarrà uguale. Un po'. Gli esperimenti non sono il momento di fare esperimenti. No, ma io penso che dopo quel turno di riposo, quei 45 minuti, 60 minuti di riposo di Forte, alla fine lo rivedremo adesso in campo da titolare. Non credo che darà la maglia da titolare a Caturano, anche perché secondo me ancora deve prendere il ritmo partita, ma domani non, appunto, come hai detto tu, non è momento di fare gli esperimenti. Domani dovrà mettere la squadra, quella che gli ha dato più fiducia, quello che gli ha portato a più risultati, e io penso che domani sarà così. Guarda, domani tu devi entrare con la determinazione di essere la capolista, di essere la squadra da battere nel campionato, e quindi proporti tu, non fare il gioco tuo. Allora, quello sicuramente deve fare in modo di imporre il proprio gioco. Diciamo che deve mettere lo stesso atteggiamento che ha avuto a Cosenza, a Caserta, in quel 2-2
dove alla fine ci ha condannato l'episodio, va bene, però alla fine succede anche questo, può succedere. Mary, io volevo appunto leggere qualche messaggio, vediamo se cosa ne pensano chi ci ascolta. Allora, secondo Sandra... E poi andiamo con i pronostici, Ok. dunque tenetevi pronti. Sì, già iniziate a scrivere, così dopo a me viene semplice leggervi, perché già vi trovo scritti, quindi andate di pronostici. Per quanto riguarda il pensiero della partita contro il Casarano, c'è Sandra che dice: il Casarano giocherà con i coltelli tra i denti, Chirico avvelenato contro il Catania secondo lei darà molte noie. Condividete il pensiero? Non lo so, perché allora l'anno scorso quando Chirico appunto era a Cava, dove era? A Cava? Sì, era a Cava, lui ci stava punendo, ma poi alla fine la traversa ci ha salvati, ma lui ci ha provato a farci del male, perché comunque lo sappiamo, lui forse col Catania ha il dente un po' avvelenato. Mi auguro che domani non riesca a fare quello che c'è nella sua mente, perché nella sua mente secondo me c'è di fare male al Catania, questo ne sono sicuro. Ma guarda, io credo che non ce ne sono squadre che non giocano col dente avvelenato contro il Catania. Poi devo dire che anche il Casarano è in una situazione di classifica che diciamo è stand by, no? È in acque calme, quindi diciamo se il Catania gioca da Catania e mette proprio l'atteggiamento giusto come quello che il Catania farà sua la partita. Ma quello sicuramente. Ma lo sai perché? Perché vedo determinazione in questi ragazzi, il gruppo, e quindi sì, è vero, quello che stanno dimostrando allo stato attuale è questo. Giocate, però ovviamente io credo che il Catania non deluderà le aspettative. Me lo auguro. Questi sono i vostri pensieri. Allora, avete parlato anche del Benevento. Secondo Peppe, tra l'altro, sarà una situazione molto difficile, in quanto devono andare a, diciamo, contro 3 gare di fuoco. Lui le definisce in questo modo. Infatti, perché poi loro avranno anche il confronto con la Salernitana, dove qualcuna delle due cederà. Sì, quello quindi sì. Per questo dico il Catania in queste 3 partite tra Casarano, Latina e Picerno deve accelerare, secondo me. Quindi... Vabbè, io Piero ti dicevo già l'altra volta, ne parlavamo, che questo è il momento di non levare il piede dall'acceleratore. Il Catania deve mantenere comunque questo andamento, questo ritmo, questo andamento, che se può deve sempre conquistare 3 punti per creare un distacco, e poi magari a gennaio vedere che posizione si chiuderà il campionato, e poi da là puoi ragionare in modo diverso. Ma guarda, la storia parla per Toscano, perché negli ultimi campionati Toscano il primo anno magari è stato un anno di stand by, il secondo anno ha dato quella marcia in più, conquistando la vetta, e non l'ha mollata più. Io in tempi non sospetti ho detto: se il Catania prende la vetta difficilmente la cederà. Mi auguro anch'io che sia così, conoscendo Toscano di più. Vabbè, comunque abbiamo anche vuoi che vado di pronostici, sei sicuro? Leggi i messaggi, vediamo. Allora, il Casarano, secondo me ora dobbiamo fare capire che noi siamo il Catania e non molliamo mai, dobbiamo fare bottino pieno, questo è il momento di accelerare. Cioè, la pensano tutti quanti nello stesso modo? Secondo un po' tutti quanti la voglia è proprio quella. Allora, andando di pronostici, scusami Mary se ti interrompo, Pip 307 lui è questo ti ho detto, vuoi che ti vado di pronostici? No, vabbè, perché lui questo non è un pronostico, lui lancia un parere, vabbè, il suo pronostico non ha quello perfetto. A Casarano ti piacerebbe? No, perché per me è una mezza sconfitta, perché per come il Catania ha fatto valere la legge del Massimino con Salernitana e Benevento, e poi ha fatto un'ottima prestazione a Caserta, per me portare un pareggio da Casarano è una mezza sconfitta, anche se darebbe continuità, Piero. Sono continui degli episodi. Ecco. Lo porterei, però ti ripeto a dire, io entro con la mentalità vincente. Allora, prima di chiedervi i vostri di pronostici come ogni venerdì sera, vi vado a leggere i pensieri del nostro pubblico, dei ragazzi che appunto ci scrivono. Secondo Sandra avremo uno 0-2.
per il Catania ovviamente, Casarano 0 Catania 2, secondo Massimo 0-4, poi c'è anche Fili che invece lui ci dà lo 0-1 e a parte Pep che ha dato il pareggio senza pronunciarsi più di tanto secondo lui quanto sarebbe, diciamo che quasi tutti optano per una vittoria da parte del Catania, anche i messaggini che arrivavano prima erano tutti basati su questo. Il Casarano una difesa con la Brodo, se riusciamo a passare il gol arriviamo. Mi piace come la definisce Sandra, con la Brodo, bravo. Ha incassato tanti gol. Poi se vai a vedere anche nonostante ciò, diciamo, nella loro formazione c'è l'attuale capocannoniere, loro come differenza reti hanno 3 gol, diciamo, da 3 gol in meno rispetto a quelli che hanno segnato. Allora io guarda, ti dico una cosa, la partita secondo me parte da 0-0, ma se il Catania nel primo quarto d'ora riesce a fare gol, a bucare la difesa, secondo me andrà in carrozza. Poi ripeto a dire, io mi accontenterei anche di un 2-0 speculativo, però ripeto a dire, se riesce a sbloccare la partita si cammina. Datemi i vostri pronostici ragazzi, perché siamo quasi in chiusura, vai. Come sempre inizia lo zio Piero, Ferdinando, ma stengo, lo so, e di no, stasera mi avvalgo della facoltà di non pronosticare, veramente. Proprio? Rimango categorico. Guarda, io l'ho detto precedentemente, se riusciamo a sbloccare magari andiamo con qualche gol in più, ma credo che gol non ne prendiamo. Secondo me vedo un 0-2, 0-3, anche se ripeto a dire, ma lo sai perché? Basta Piero, se no arriviamo a 0-4. No. L'hanno dato lo 0-4, non ti preoccupare. Era una battuta. L'ho capito. Però ripeto a dire, non vedo poi una partita con tanti gol, capito? Se si mette chiuse, però il Casarano la deve fare la partita. Il Catania con gli avanti che ha, oggi come oggi, Lunetta, Forte, Ciccherelli, D'Ausilio, Indra Caturano. La mia più grande paura, sai qual è? Che sicuramente giocheranno Quain e Di Tacchio a centrocampo. Io penso che comunque sarà una guerra, e lì è la mia paura, che qualora dovesse arrivare qualche cartellino o qualche cartellino in più, non mi ritroverei nella partita dopo in casa Di Tacchio e Quaini, che per me sono questo è probabile, ma anche se comunque non e Di Tacchio, e magari nella seconda metà della partita, per come si mette, entrerà Quaini, non lo so, ho questo immaginare anche leggendo la situazione cartellini, anche se poi i cartellini lasciano il tempo che corre, tu devi mettere la migliore squadra in campo. Sempre quello. Va bene, ok. Mi sa che siamo arrivati. Altro messaggio? Sì, sportivamente è arrivato anche Peppe. Il Catania ha 3 gare dove può allungare le distanze dalle inseguitrici. Secondo Peppe Anzalone, abbiamo 3 gare. Vinci facile, va, ponci. Sì. Perché sono 3 gare abbordabili. Per le difficoltà che stanno avendo veramente. Ma posso dire una cosa? Delle volte è proprio dove te lo meno aspetti, che vai più sicuro e più convinto, dove poppete c'è la caduta. Quindi mai dire mai, ragazzi. Le partite vanno tutte giocate. Però ripeto a dire, il Catania oggi è la squadra più in forza. Facciamo un esempio. Ieri sera avete visto la partita dell'Italia? Sì. Stavamo fidendo, cioè scusate se lo dico, c'è stato l'ultimo che ci siamo ripresi un pochetto. No, vabbè, ma però non guardare dove soltanto il discorso, immagini, no, però è non per guardare dire soltanto il discorso del gol. No, è per dire che te le immagini facile, però poi risulta un pochino più difficile. Perché oggi comunque non puoi più sottovalutare nessuna squadra. Capito? Perché ormai si stanno attrezzando tutti. E il discorso è quello: ieri l'Italia doveva fare la partita, ha trovato comunque una squadra che ha fatto le barricate dietro, ma l'Italia comunque ci ha provato fino all'ultimo. Abbiamo fino a vinto, quando poi alla fine certo. è riuscita a sbloccare. Sicuramente però si diceva che sarebbe stato facile in base alla partita precedente, quindi non esiste questa cosa di dire quello è facile, perché può succedere di tutto. Su questo mi allaccio a quello che ha detto Gattuso, perché oggi il regolamento è sbagliatissimo, perché tu una squadra che ti vince 6 partite, 18 punti, non puoi essere fuori dai mondiali e farti un playoff. Quindi secondo me si devono cambiare tanti aspetti, perché tu nella qualificazione nel Sud America
su 10 squadre ne passano 8 e in Europa deve avere problemi. No, ma Piero, al di là di questo volevo dire che comunque alla fine è Gattuso. Non puoi andare a fare scusami, quello che ti volevo dire io è che alla fine appunto Gattuso, dove comunque alla fine poi c'è stato un po' di scetticismo quando c'è stata la scelta di Gattuso, ha fatto 6 vittorie, che è un record che non si faceva da tantissimi anni, forse è la prima volta che si fa un record simile, 6 vittorie in 6 gare ufficiali. Allora, ripeto a dire, è da rivedere, però siccome parliamo là di un altro mondo, perché gli interessi economici ormai hanno macchiato il calcio, quindi poi a livello mondiale, perché prima andavano 3-4 africani, ora si parla di 6 squadre africane, chi farà il mondiale avrà 3 squadre. Se la guardi sotto apriamo questo argomento, non finiamo più. Se la guardi sotto certi punti di vista è anche giusto. Va bene ragazzi, dai, siamo arrivati in chiusura. Do l'ultimo pronostico, c'è Puntino, non so chi sia, anche lui ci dà 1-0-3. Comunque questo 3 piace a tutti, doppietta di Lunetta e Caturano secondo me. Vedo forte che farà il suo colletto e Cicerelli che dirà la sua. Me lo auguro. Va bene, andiamo in chiusura, salutiamo a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ci hanno scritto e chi ci ha sopportato e supportato. Grazie lo devo sottolineare a Peppe Mascara che ha partecipato alla quello senz'altro, perché Peppe marcatori con 58 gol. Sì, 58 gol. Quindi diciamo per noi è stata una bella esperienza. Poi ripeto a dire, cosa dire, let's go Liodro, e poi domani noi magari dopo pranzo ci sediamo prima a tavola e ci godiamo questa vittoria all'amico per Panzalone e fatti un aperitivo, poi dopo magari anche lui ce l'ha a mezzogiorno e mezza di acqua bollita, qua si dice Catania il canarino, è giallo come i suoi colori. C'è anche quella con l'alloro, l'acqua Caddauro o l'acqua Canarino. Vabbè, dai, ce n'è due. Lasciamo stare i discorsi. Io a Peppe lo voglio bene a tutti gli amici di Benevento e mi auguro che vengono fuori anche loro da questa categoria, magari a braccetto come 2 fidanzatini, Catania e Benevento. Me lo auguro anch'io. Dai, va bene. Ok, va bene, salutiamo a tutti, dai. Ciao, buon weekend a tutti e mi raccomando sempre Forza Catania, e risentirci lunedì dalle 19 alle 20. A commentare una vittoria? E questo lo vedremo. Li butto fuori, grazie ragazzi, noi chiudiamo, la programmazione riparte lunedì in quanto siamo nel weekend. Vi auguro a tutti un buon fine settimana, mi raccomando noi ci risentiamo lunedì pomeriggio dalle 17 alle 19 con il C'è si sente e dalle 19 alle 20 sotto il cielo rosso-azzurro. Grazie a tutti, Forza Catania, go Liocciu, go!